Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Fratelli e sorelle, fratis e surs, bratie in sestre, oggi la nostra Chiesa goriziana è in festa per l'ordinazione di questi nostri figli. Matteo Marega, destinato a esercitare il ministero diaconale, Emanuel Millo, destinato a esercitare il ministero presbiterale. Lo Spirito Santo scenda abbondante su di loro, perché siano ordinati ministri di Cristo, servo, sacerdote e pastore. Scenda su di noi ravvivando i prodigi della Pentecoste, perché sappiamo essere nella società testimoni e profeti, conducendo tutte le genti a credere, a sperare, ad amare. All'inizio di questa celebrazione invochiamo la misericordia del Signore. Figlio carissimo, prima di ricevere l'ordine del diaconato devi manifestare davanti al popolo di Dio la volontà di assumere gli impegni. Vuoi essere consacrato al ministero della Chiesa per mezzo dell'imposizione delle mie mani col dono dello Spirito Santo? Sì, lo voglio. Vuoi esercitare il ministero di diaconato con umiltà e carità, in aiuto dell'ordine sacerdotale e a servizio del popolo cristiano? Sì, lo voglio. Vuoi, come dice l'Apostolo, custodire una coscienza pura, il mistero della fede, per annunziarla con le parole e le opere, secondo il Vangelo e la tradizione della Chiesa? Sì, lo voglio. Tu che sei pronto a vivere nel celibato, vuoi in segno della tua totale dedizione a Cristo, Signore, custodire per sempre questo impegno per il regno dei cieli al servizio di Dio e degli uomini? Sì, lo voglio. Vuoi custodire e alimentare nel tuo stato di vita lo spirito di orazione e adempiere fedelmente l'impegno della liturgia delle ore secondo la tua condizione, insieme col popolo di Dio, per la Chiesa e il mondo intero? Sì, lo voglio. Tu che sull'altare sarai messo a contatto con il corpo e sangue di Cristo, vuoi conformare a Lui tutta la tua vita? Sì, con l'aiuto di Dio lo voglio. Prometti a me e ai miei successori filiali rispetto e obbedienza? Lo prometto. Dio che ha iniziato in te la sua opera, la porti a compimento. Colui Manuel Millo della parrocchia dei Santi Pietro e Paolo in Staranzano in servizio pastorale presso la parrocchia di San Michele Arcangelo in Cervignano del Friuli. Reverendissimo Padre, la Santa Madre Chiesa chiede che questo nostro fratello sia ordinato presbitero. Sei certo che ne sia degno? Dalle informazioni raccolte presso il popolo cristiano e secondo il giudizio di coloro che ne hanno curato la formazione, posso attestare che ne è degno. Con l'aiuto di Dio e di Gesù Cristo, nostro Salvatore, noi scegliamo questo nostro fratello per l'ordine del presbiterato. Rendiamo grazie a Dio. Perché oggi è Pentecoste, una grande e incontenibile gioia, perché oggi, nel giorno che celebra il dono dello Spirito, finalmente dopo anni 2 giovani della nostra diocesi vengono ordinati, Manuel presbitero e Matteo diacono.
Tutti dobbiamo esultare di gioia, col cuore pieno di riconoscenza verso il Signore e verso i nostri due amici, vedendo che ancora oggi ci sono dei giovani disposti in piena libertà a dedicare la loro vita al Signore e al servizio della Chiesa. Pare qualcosa di sempre più raro, e non solo in riferimento all'operazione presbiterale e diaconale, ma anche a quella matrimoniale e della vita consacrata. Concepire la vita come vocazione, come dono ricevuto da impiegare, impegnando la propria libertà, sembra essere qualcosa che è scomparso dall'orizzonte della nostra società. La vita oggi viene considerata come qualcosa di frammentato, un susseguirsi di esperienze, di emozioni, di sentimenti, di suoni, di immagini, spesso esibiti senza pudore sui vari social, e non più come un tutto unitario di cui essere responsabili. Esiste un passo dell'autobiografia di un grande teologo e pensatore tedesco di origine italiana che nel secolo scorso è stato educatore e punto di riferimento per generazioni di giovani in Germania e altrove, Romano Guardini, dove viene descritta la sua scelta di fede e anche di vocazione. Scrive così: non sappiamo bene come sarà il ministero presbiterale e anche quello diaconale in futuro, dove per futuro non intendo tra 20 o 30 anni, ma fra 5 o 10 anni. La Chiesa sta mutando, non ovviamente nei suoi elementi essenziali, ma nella sua forma e nel suo modo di... Ma ora tutto sta velocemente cambiando, che ne siamo o non siamo consapevoli. Possiamo solo intuire che stiamo andando, e lo speriamo, verso una comunità cristiana più consapevole del dono della fede, più capace di testimoniare il Vangelo, più sciolta, più libera, più ministeriale, più sinodale. Però dei punti fermi. Il Padre che ci ama e, come afferma Paolo nella seconda lettura, opera tutto in tutti. Il Signore Gesù che suscita, e sempre Paolo ad affermarlo, i diversi ministeri, e lo Spirito che dona i diversi carismi per mettere di dire Gesù è il Signore, rende tutti un solo corpo ed è la fonte del ministero del perdono che il risorto, lo abbiamo sentito nel Vangelo, affida agli Apostoli. Il tutto per il bene comune della Chiesa. E c'è in ogni caso il popolo di Dio, dove siete e sarete inseriti, con sul senso della fede. Papa Francesco, il popolo che non si sbaglia nel trovare una proposta di fede. Vi auguro allora un buon cammino nel ministero e che la gioia dello Spirito sia sempre nei vostri cuori. Figlio carissimo, prima di ricevere l'ordine del diaconato devi manifestare davanti al popolo di Dio la volontà di assumere gli impegni. Vuoi essere consacrato al ministero della Chiesa per mezzo dell'imposizione delle mie mani col dono dello Spirito Santo? Sì, lo voglio. Vuoi esercitare il ministero di diaconato con umiltà e carità in aiuto dell'ordine sacerdotale e a servizio del popolo cristiano? Sì, lo voglio. Vuoi, come dice l'Apostolo, custodire in una coscienza pura il mistero della fede per annunziarla con le parole e le opere secondo il Vangelo e la tradizione della Chiesa? Sì, lo voglio.
Tu che sei pronto a vivere nel celibato, vuoi in segno della tua totale dedizione a Cristo, Signore, custodire per sempre questo impegno per il regno dei cieli a servizio di Dio e degli uomini? Sì, lo voglio. Vuoi custodire e alimentare nel tuo stato di vita lo spirito di orazione e adempiere fedelmente l'impegno della liturgia delle ore secondo la tua condizione, insieme col popolo di Dio per la Chiesa e il mondo intero? Sì, lo voglio. Tu che sull'altare sarai messo a contatto con il corpo e il sangue di Cristo, vuoi conformare a Lui tutta la tua vita? Sì, con l'aiuto di Dio lo voglio. Prometti a me e ai miei successori filiali rispetto e obbedienza. Lo prometto. Dio che ha iniziato in te la sua opera, la porti a compimento. Devi manifestare davanti al popolo di Dio la volontà di assumere gli impegni. Vuoi esercitare per tutta la vita il ministero sacerdotale nel grado di presbitero come fedele cooperatore dell'ordine dei vescovi nel servizio del popolo di Dio sotto la guida dello Spirito Santo? Sì, lo voglio. Vuoi adempiere degnamente e sapientemente il ministero della parola nella predicazione del Vangelo e nell'insegnamento della fede cattolica? Sì, lo voglio. Vuoi celebrare con devozione e fedeltà i misteri di Cristo, secondo la tradizione della Chiesa, specialmente nel sacrificio eucaristico e nel sacramento della riconciliazione, a lodi di Dio e per la santificazione del popolo cristiano? Sì, lo voglio. Vuoi insieme con noi implorare la divina misericordia per il popolo a te affidato, dedicandoti assiduamente alla preghiera come ha comandato il Signore? Sì, lo voglio. Vuoi essere sempre più strettamente unito a Cristo, sommo sacerdote, che come vittima pura si è offerto al Padre per noi, consacrando te stesso a Dio insieme con Lui per la salvezza di tutti gli uomini? Sì, con l'aiuto di Dio lo voglio. Prometti a me e ai miei successori filiale rispetto e obbedienza. Sì, lo prometto. Dio che ha iniziato in te la sua opera, la porti a compimento. Preghiamo, fratelli carissimi, Dio Padre Onnipotente, perché conceda la sua benedizione a questi suoi figli, che ha voluto chiamare all'ordine del diaconato e del presbiterato.
che fai vivere e sostieni tutte le creature e le guidi in una continua crescita. Assistici con il tuo aiuto. Per formare il popolo sacerdotale tu hai disposto in esso i diversi ordini, con potenza dello Spirito Santo, i ministri di Cristo tuo Figlio. Nell'antica alleanza presero forma e figura i vari uffici istituiti per il servizio liturgico. A Mosè e ad Aarone, da te prescelti per reggere e santificare il tuo popolo, associati collaboratori che li seguivano nel grado e nella dignità. Nel cammino dell'Esodo comunicasti a 70 uomini saggi e prudenti lo spirito di Mosè tuo servo, verità. Tu aggregasti ad essi dei collaboratori del ministero per annunziare e attuare l'opera della salvezza. Il Signore Gesù Cristo, che il Padre ha consacrato in Spirito Santo e potenza, ti custodisca per la santificazione del suo popolo e per l'offerta del sacrificio. Ricevi le offerte del popolo santo per il sacrificio eucaristico. Renditi conto di ciò che farai, imita ciò che celebrerai, conforma la tua vita al mistero della croce di Cristo Signore. Veda. a stare nella parola di Dio e ad annunciare la parola di Dio.
Preghiamo. O Dio che doni alla tua Chiesa la comunione ai beni del cielo, custodisci in noi la tua grazia, perché resti sempre vivo il dono dello Spirito Santo che abbiamo ricevuto e questo cibo spirituale giovi alla nostra salvezza. Per Cristo nostro Signore. Ci sediamo. Grazie. Le ordinazioni degli ultimi anni per l'Arcidiocesi di Gorizia vengono tutte dalla Bisiaccaria, da San Piero e da Staranzan. Può forse venire qualcosa di buono? È stato un nostro prete che ci ha spiegato a me, Emanuele, il significato di questo fatto. Dove ha abbondato il peccato, ha sovrabbondato la grazia. Il ringraziamento mio e di Emanuele non avrebbe la forza, da soli, di percorrere quella strada che dai nostri cuori conduce ai vostri, se non fossero inseriti in questo grandioso e unico rendimento di grazie che è l'Eucaristia del Signore. La presenza di questo mosaico ci permette di utilizzare un'immagine. Questa celebrazione, questo percorso, questa scelta, questa nostra stessa vita non è nostra, solo mia e di Emanuele, ma è nostra nella misura in cui appartiene sia a voi che a Dio. Ogni tessera che compone questo pavimento è stata accuratamente collocata nel posto che le era proprio. È stata levigata, è stata anche tagliata, è stata colorata, ognuna in una maniera sua propria. Tutto secondo la mente e la maestria dell'artista. Il nostro artista comune è l'unico e solo Dio. È Lui che ci colloca nel grande mosaico della vita. È Lui che ci ha scelti uno per uno. Vi preghiamo, io e Emanuele, di non considerare questa festa come solo nostra, cioè mia e sua, ma di tutti noi che siamo qui riuniti, di chi ci accompagna con la preghiera da casa e non è potuto venire, e anche di chi ormai lo fa dal cielo. Cosa saremmo io e Emanuele senza di voi? Io davvero non lo so. Mi azzardo anche a dire una cosa forse un po' scomoda. In questo mosaico trova il suo posto anche il mostro che inghiotteggiona. Hanno il loro posto anche le tessere di colore nero. E così ci siete tutti voi nel nostro ringraziamento e nel mosaico di Dio, nel mosaico della nostra vita. I rettori e i vicerettori, i padri spirituali, i professori, i seminaristi, i compagni di classe, i preti, i cerimonieri, i vescovi, i monsignori, gli amici di una vita e quelli che sembra che abbiamo conosciuto da sempre, i papà e le mamme, i fratelli e le sorelle, ogni parente, ogni persona, ogni incontro, perfino quelli che in questa vita tendiamo a chiamare nemici, ma che così non sono. Un grazie del tutto particolare va poi a tutti quelli volontari e a tutte le associazioni che hanno reso possibile non solo questa celebrazione, ma anche il rinfresco che aspetta tutti quanti alla fine della celebrazione. Una parte delle offerte che abbiamo raccolto abbiamo pensato che fosse bello andassero alle persone che sono state colpite dall'alluvione in Emilia-Romagna. Abbiate cura di noi, aiutateci a rimanere sempre uniti a Cristo, vi vogliamo bene, preghiamo per voi, vi abbracciamo e vi diciamo grazie. Ci alziamo. Prima delle benedizioni, allora intanto prendo anch'io uno spunto da quanto
appena detto Matteo, autorizzo anzi anche altre parti della diocesi a fare un po' di peccati se servono per creare un po' di vocazioni. No, questo è importante. Spero che l'applauso non sia i peccati ma le vocazioni, perché se no non funziona. No, abbiamo anche altri 3 seminaristi, speriamo qualche altro ragazzo, qualche giovane, magari di quelli qui presenti, abbia voglia di riprendere, perché io non voglio aspettare 9 anni, con Matteo sicuramente non aspettiamo 9 anni, 9 anni fa c'era Don Giulio, che tra poco riceve, ma ho visto anche il padre Aldo che è arrivato dal Messico, e anche lui 9 anni fa, sono contento di ricordarli, ma adesso continuiamo con tanto impegno, come diceva adesso Matteo, sentendosi davvero il corpo di Cristo, no? Che cresce, ognuno col suo ministero, ognuno con la sua voglia di seguire il Signore, con la sua fede, con la sua testimonianza. E quindi continuiamo davvero con tanto coraggio e anch'io saluto, ma poi saluterò anche la mamma di Manuel, i genitori, i parenti, i fratelli, un po' tutte le persone, tutti gli amici che sono qui attorno. Ci sono anche 2 sacerdoti anche di Gorgonzola, mi pare anche qualche gruppo di Gorgonzola che è venuto dove Matteo sta concludendo un po' la sua esperienza pastorale, e ringraziamo davvero un po' tutti perché il Signore ci aiuti e ci accompagni. Per questo chiediamo la benedizione solenne di Pentecoste. Uso quella che c'è scritta anche sul libretto, ma farò una piccola modifica, vediamo se vi accorgete. No, devo ringraziare anche il cerimoniere, mi ha detto, capito bene? Giusto? No. Col permesso del cerimoniere. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Inchinatevi per la benedizione. Dio sorgente di ogni luce, che ha illuminato i discepoli con l'effusione dello Spirito Consolatore, vi rallegri con la sua benedizione e vi colmi sempre dei doni del suo Spirito. Il Signore risorto vi comunichi il fuoco dello Spirito, vi illumini con la sua sapienza. Amen. Lo Spirito Santo, che ha riunito popoli diversi nell'unica Chiesa, vi renda perseveranti nella fede, gioiosi nella speranza, appassionati nella carità, uniti nel cammino verso la visione beata del cielo. Amen. E su tutti voi qui presenti scenda la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. La messa è finita, andate in pace. Alleluia, alleluia. Diamo grazie a Dio. Alleluia, alleluia. C'è la foto? Alleluia. Via che me ruisti portare. Alleluia. Resurrexi, sicur dixi. Alleluia.
alle 7. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. A te clamamus, exures filii Eve, a te suspiramus, gementes et flemtes, in a lacrimarum vale. Eia ergo, advocata nostra, illos tuors misericordes oculo, ad nos converte. Et Iesum, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Ricordati, o caro Sant'Antonio, che tu hai sempre aiutato e consolato chiunque è ricorso a te nelle sue necessità. Animati da grande confidenza e della certezza di non pregare invano, anche noi ricorriamo a te, che sei così ricco di meriti davanti al Signore. Non rifiutare la nostra preghiera, ma fa che essa giunga con la tua intercessione al trono di Dio. Vieni in nostro soccorso nella presente angustia e necessità e ottienici la grazia che ardentemente imploriamo, se è per il bene dell'anima nostra. Benedici il nostro lavoro, le nostre famiglie. Tieni lontane da esse le malattie e i pericoli dell'anima e del corpo. Fa che nell'ora del dolore e della prova possiamo rimanere forti nella fede e nell'amore di Dio. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Santa Maria, Santa Madre di Dio, Santa Vergine delle Vergini, Antonio, martire del desiderio, Antonio, sublime per contemplazione, Antonio, esempio di semplicità, Antonio, esempio di castità, Antonio, esempio di mitezza, Antonio, ricco di prudenza, Antonio, ricco di temperanza, Antonio, ricco di fortezza,
Antonio fervido nella carità, Antonio generoso nell'amore, Antonio amante della pace, Antonio nemico dei vizi, Antonio disprezzatore della vanità, Antonio modello di ogni virtù, Antonio gemma dei confessori, Antonio predicatore insigne del Vangelo, Antonio predicatore della grazia, Antonio apostolo di ogni virtù, Antonio dottore evangelico, Antonio dottore della verità, Antonio arca del testamento, Antonio vincitore del demonio, Antonio mirabile operatore di miracoli, Antonio protettore delle cose perdute, Antonio potente contro la lebbra, Antonio potente contro ogni infermità, Antonio potente contro la morte, Antonio consolatore degli afflitti, Antonio emulo del Padre San Francesco, Antonio immagine di Gesù Cristo, Antonio letizia dell'Italia, Antonio onore della Chiesa. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. O glorioso Sant'Antonio, che hai avuto da Dio il potere di risuscitare i morti, risveglia la mia anima dalla tiepidezza e ottienimi una vita fervorosa e santa. O sapiente Sant'Antonio, che con la tua dottrina sei stato luce per la Santa Chiesa e per il mondo, illumina la mia intelligenza aprendola alla divina verità. O pietoso Santo, che vieni in aiuto a coloro che ti invocano con fiducia, soccorri anche me e i miei cari nelle attuali necessità. O generoso Santo, che accogliendo la divina ispirazione hai consacrato la tua vita al servizio di Dio e dei fratelli, fa che io ascolti sempre con docilità la sua parola. O Sant'Antonio, vero giglio di purezza, non permettere che la mia anima resti macchiata dal peccato, ma ottienimi da Dio la purezza del cuore. O Sant'Antonio, che intercedi affinché tanti malati ritrovino la salute, aiutami a guarire dalla colpa e dalle cattive inclinazioni. O Sant'Antonio, mio patrono, che ti sei prodigato per la salvezza dei fratelli, guidami nel mare della vita, perché possa giungere al porto dell'eternità beata. O compassionevole Sant'Antonio, che durante la vita hai ottenuto la liberazione di tanti condannati, intercedi affinché io sia liberato dal male, possa vivere nella grazia di Dio. O Santo Taumaturgo, che hai avuto il dono di ricongiungere ai corpi le membra recise, non permettere che io mi separi mai dall'amore di Dio e dall'unità della Chiesa. O carissimo Santo, che aiuti a ritrovare le cose smarrite, fa che non perda mai l'amicizia di Dio, ma la possa custodire fedelmente per tutta la vita.
O soccorritore dei poveri, che ascolti quanti ricorrono a te, accogli la mia supplica, presentala a Dio, affinché Egli mi doni il suo aiuto. O Sant'Antonio, che sei stato apostolo instancabile della parola di Dio, fa che io possa dare testimonianza della mia fede con la parola e con l'esempio. O amatissimo Sant'Antonio, che a Padova hai la tua tomba benedetta, guarda con benevolenza le mie necessità. Parli a Dio per me la tua lingua miracolosa, affinché le mie preghiere siano accolte ed esaudite. Prega per noi, Sant'Antonio di Padova. E saremo fatti degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, che in Sant'Antonio di Padova hai dato al tuo popolo un insigne predicatore del Vangelo, un patrono dei poveri e dei sofferenti, concedi a noi, per sua intercessione, di seguire i suoi insegnamenti di vita cristiana e di sperimentare nella prova il soccorso della tua misericordia. Per Cristo nostro Signore. Amen. Noi canteremo gloria a te, Padre che dai la vita, Dio di immensa carità, Trinità infinita, tutto il creato vive te, segno della tua gloria, alla storia ti darà onore e vittoria. Manda, Signore, in mezzo a noi, manda il Consolatore, lo Spirito di santità, Spirito dell'amore. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Oggi, celebrando la vittoria di Cristo sul peccato e sulla morte, siamo chiamati a morire al peccato per risorgere alla vita nuova. Riconosciamoci bisognosi della misericordia del Padre. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli e sorelle che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata e sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, pietà. Cristo,
pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente. Gloria, gloria, in excelsis Deo. Gloria, gloria, in excelsis Deo. Signore, Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Gloria, gloria, in excelsis Deo. Gloria, gloria, in excelsis Deo. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Gloria, gloria, in excelsis Deo. Gloria, gloria, in excelsis Deo. Preghiamo. O Dio Padre, che hai mandato nel mondo il tuo Figlio, parola di verità, e lo Spirito Santificatore per rivelare agli uomini il mistero ineffabile della tua vita, fa che nella confessione della vera fede riconosciamo la gloria della Trinità e adoriamo l'unico Dio in tre persone. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro dei Proverbi. Così parla la sapienza di Dio. Il Signore mi ha creato come inizio delle sue attività, prima di ogni sua opera, all'origine. Dall'eternità sono stata formata, fin dal principio, fin dagli inizi della terra. Quando non esistevano gli abissi, io fui generata. Quando ancora non vi erano le sorgenti cariche d'acqua, prima che fossero fissate le basi dei monti, prima delle colline, io fui generata, quando ancora non aveva fatto la terra i campi, nelle prime zolle del mondo. Quando egli fissava i cieli, io ero là, quando tracciava un cerchio sull'abisso, quando condensava le nubi in alto, quando fissava le sorgenti dell'abisso, quando stabiliva il mare i suoi limiti, così
che le acque non ne oltrepassassero i confini, quando disponeva le fondamenta della terra. Io ero con lui come artefice ed ero la sua delizia ogni giorno. Giocavo davanti a lui in ogni istante, giocavo sul globo terrestre, ponendo le mie delizie tra i figli dell'uomo. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Ripetiamo insieme: O Signore, quanto è mirabile il tuo nome su tutta la terra. O Signore, quanto è mirabile il tuo nome su tutta la terra. Quando vedo i tuoi cieli, opera delle tue dita, la luna e le stelle che tu hai fissato, che cosa è mai l'uomo perché di lui ti ricordi, il figlio dell'uomo perché te ne curi? O Signore, quanto è mirabile il tuo nome su tutta la terra. Davvero l'hai fatto così poco meno di un Dio, di gloria e di onore lo hai coronato. Gli hai dato potere sulle opere delle tue mani. Tutto hai posto sotto i tuoi piedi. O Signore, quanto è mirabile il tuo nome su tutta la terra. Tutte le greggi e gli armenti e anche le bestie della campagna, gli uccelli del cielo e i pesci del mare, ogni essere che percorre le vie dei mari. O Signore, quanto è mirabile il tuo nome su tutta la terra. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, giustificati per fede, noi siamo in pace con Dio per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo. Per mezzo di Lui abbiamo anche, mediante la fede, l'accesso a questa grazia nella quale ci troviamo e ci vantiamo, saldi nella speranza della gloria di Dio. E non solo, ci vantiamo anche nelle tribolazioni, sapendo che la tribolazione produce pazienza. La pazienza una virtù provata e la virtù provata la speranza. La speranza poi non delude, perché l'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo, a Dio che è, che era e che viene. Alleluia, alleluia, Il Signore sia con voi. e con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, o Signore. In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli:
Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il peso. Quando verrà Lui, lo Spirito della verità, vi guiderà a tutta la verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose future. Egli mi glorificherà, perché prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. Tutto quello che il Padre possiede è mio. Per questo ho detto che prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. Parola del Signore. Lode a Deo Cristo. Alleluia, alleluia, alleluia. La liturgia oggi ci pone davanti una riflessione sulla Trinità. Solennità della Santissima Trinità è questa domenica. Ma chi è la Trinità? Lo sappiamo benissimo tutti quanti. È il nostro Dio. È Dio, colui nel quale riponiamo la nostra fede. E allora che bisogno c'è di una festa per ricordarci di chi è Dio? Beh, nei tempi antichi si è studiato, dibattuto molto su questo argomento e noi non ci accorgiamo, ma ogni giorno invochiamo la Trinità, se non altro quando ci facciamo un segno di croce. Quando ero bambino si diceva che la preghiera più breve, ma anche la più bella. Già il segno di croce era ritenuta una preghiera. Perché no? Quante volte si fa il segno di croce? Quante volte si faceva e non si usa fare più? Prima di andare a letto, quando ci si sveglia al mattino, quando si passa davanti a una chiesa, quando si passa davanti a un cimitero, o a un'edicola mariana o un capitello, un qualcosa, che ci fa ricordare che siamo uniti, che siamo figli di Dio, che crediamo nel Dio che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Il Padre crea il mondo con il Figlio e lo Spirito, a un certo momento manda il Figlio su questa terra, si incarna, si fa uomo per la nostra salvezza, diciamo nel credo. Il Figlio, morto, risorto, asceso al cielo, ci lascia lo Spirito Santo, come dicevamo domenica scorsa a Pentecoste, perché rimanga sempre con noi, il nostro avvocato, colui che ci guida, colui che ci conosce, colui che ci tiene per mano. Ecco allora la Trinità. Ecco l'oggetto della nostra fede. Dio che è Padre, Figlio e Spirito Santo. E i cristiani credono nella Beata Vergine Maria, nella Madonna? No. O meglio, sappiamo che è la mamma di Dio, gli vogliamo bene, la invochiamo come mediatrice per l'intercessione, ma nel credo non c'è la formula credo nella Beata Vergine Maria. L'oggetto della nostra fede è solo Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo. È Lui presente in tutti i sacramenti. Nel battesimo il sacerdote dice: io ti battezzo nel nome di Dio, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Quando andiamo a confessarci, io ti assolvo dai tuoi peccati nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Quando gli sposi si uniscono in matrimonio, dicono: ricevi questo anello, segno del mio amore e della mia fedeltà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. E avanti via così. Sempre presente nella nostra giornata, sempre presente nella nostra vita. Siamo riconoscenti allora a questa Trinità,
al nostro Dio, una persona che sta sempre accanto a noi, uno e trino. Com'è possibile? È il mistero principale della nostra fede. Ma io dico una cosa, quando i ragazzi mi chiedono è una cosa troppo... non può essere. Allora io dico, provate a pensare quando siete innamorati di qualche ragazza o viceversa. Provate a pensare se non vi sentite una cosa sola, una persona sola con la persona amata. Se non vorreste esserle accanto sempre. Se quando ha bisogno di qualcosa vi dà quasi fastidio se non ve la chiede. Se non la sentite è parte di voi. Ecco che l'amore unisce. Infatti la Trinità è unita dall'amore. Questa corona d'amore unisce il Padre al Figlio e allo Spirito Santo e ci invita a far parte di questo amore. Rinnoviamo la nostra fede nella Trinità. Credete in Dio Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra? Credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, che nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto, è risorto dai morti, è sceso al cielo e siede alla destra del Padre? Credete nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna? Questa è la nostra fede, questa è la fede della Chiesa e noi ci gloriamo di professarla in Cristo Gesù, nostro Signore. Fratelli e sorelle, Dio nessuno lo ha mai visto. Attraverso Gesù si è rivelato come Padre e come dono di amore. A Lui rivolgiamo le nostre preghiere. Preghiamo insieme, diciamo, ascoltaci, o Signore. Ascoltaci, o Signore. Per la Chiesa, perché cresca nella consapevolezza di essere popolo radunato nell'unità del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, testimoniandola nelle opere di carità fraterna. Noi ti preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per coloro che governano le nazioni, perché nel loro operato possano sempre rispettare la dignità di ogni uomo e di ogni donna creati ad immagine di Dio Trinità. Noi ti preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per i malati, i poveri, i carcerati e coloro che vivono situazioni di sofferenza o di solitudine, perché possano fare esperienza dell'amore di Dio mediante la nostra vicinanza e la nostra preghiera. Noi ti preghiamo. Ascoltaci, o Signore, per la nostra comunità, perché possa sperimentare l'amore di Dio trinitario mediante i riti e le preghiere e cresca nella partecipazione piena, attiva e consapevole alla celebrazione del mistero dell'amore. Noi ti preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Ricordiamoci nella preghiera anche per il nostro parroco, Monsignor Paolo Nutarelli, perché il Signore ce lo conservi instancabile guida della comunità e la sua fede non venga mai meno. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Ascolta, o Padre Santo, queste nostre preghiere e anche quelle che ognuno di noi porta nel proprio cuore. Te lo chiediamo per Cristo, nostro Signore.
Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Santifica, Signore nostro Dio, i doni del nostro servizio sacerdotale, sui quali invochiamo il tuo nome, e per questo sacrificio fa di noi un'offerta perenne a te gradita. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Con il tuo Figlio unigenito e con lo Spirito Santo sei un solo Dio e un solo Signore, non nell'unità di una sola persona, ma nella Trinità di una sola sostanza. Quanto hai rivelato della tua gloria, noi lo crediamo, e con la stessa fede senza differenze lo affermiamo nel tuo Figlio e nello Spirito Santo. E nel proclamare te, Dio vero ed eterno, noi adoriamo la Trinità delle persone, l'unità della natura, l'uguaglianza della maestà divina. Gli angeli, gli arcangeli, i cherubini, i serafini non cessano di esaltarti, uniti nella stessa lode. Santo, 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 il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente la passione, prese il pane e rese grazie. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza.
e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Carlo, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, di Battista, Genoveffa, Lucinda, Francesco, Mariucci e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe e suo sposo, gli Apostoli, Santa Eufemia, i Santi Ermacore e Fortunato e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori e non ci indurre in tentazione. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
si scorda mai di me, presto a me riapparirà. Il Signore la mia vita, il Signore la mia gioia. Nel mattino io ti invoco, tu mio Dio risponderai. Alla sera rendo grazie, tu mio Dio ascolterai. Al tuo monte salirò e vicino ti vedrò. Il Signore la mia vita, il Signore la mia gioia. Preghiamo. O Signore, noi ti adoriamo di fronte a questo mare che tu anche per noi hai creato. Ti ringraziamo per averci donato con la vita la passione per le cose buone, belle e vere. Dirigi tu, o Signore, i nostri passi, difendi il nostro cammino. L'aiuto della tua grazia ci renda vittoriosi di tutti i pericoli del corpo e dell'anima. A noi dona, o Signore, un cuore semplice, che non si ripieghi ad assaporare le proprie tristezze, un cuore fedele e generoso, che non dimentichi alcun bene,
e non serbi rancore di alcun male. Un cuore grande che nessuna ingratitudine possa chiudere e che nessuna indifferenza possa stancare. Fa, o Signore, che nella visione serena di una laguna tranquilla noi sentiamo un anelito verso il cielo, nello sconfinato orizzonte del nostro mare, che noi vediamo lo splendore della tua bellezza e onnipotenza. Fa, o Signore, che nella solitudine della notte noi sentiamo la tua presenza. Così sia. Ricordo che domani sera alle 18:30 ci sarà la messa solenne per il 25° anniversario dell'ordinazione sacerdotale del nostro parroco e poi lo saluteremo con un po' di festa qui fuori la Basilica. Giovedì prossimo invece alle 18:30 ci sarà la messa del Corpus Domini, finita la quale si uscirà in processione per le vie della città. A quanti sono qui per un periodo di villeggiatura auguriamo che possano trascorrerlo nel migliore dei modi e anche la parrocchia possa essere vicina perché si possa essere cristiani anche in vacanza. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. Amen. La messa è finita, andate in pace. Rendiamo. L'ultimo raggio di sole muore sull'onda marina.